Scatman's World. Wow, amici del grande wrestling, un saluto dal commendatore veneziano. Ragazzi, tag team con manager, ragazzi. McMahon si è deciso di fare un match con Jericho e Comendone insieme quest'anno, perché sono in una rivalità incredibile. La New Evolution, Triple H, Goldberg. Qua ragazzi è nato un nuovo tag team. Questi ragazzi sono belli cazzuti. Adesso entra il Comendone. Ecco il Comendone. Adesso vediamo Jericho. Insomma, Jericho ci tira pacco. No. Ecco Jericho, ragazzi. Grande Jericone. Vai. Vediamo sto match. Attenzione subito al Spinebuster di Goldberg. Tori ha vinto la sua sfida con Stephanie McMahon ed è fuori dal ring a godere. Oh, c'è ancora Goldberg scatenato e poi ritorna alla grande. Fuga dal ring. Grande Kume. Torniamo sul ring. Vediamo cosa combina Jericho. Vediamo un po' Jericho in azione. Guarda Tori, no, che bel culo, Tori, sì, Tori. Bravo Jericho. Vai. Jericho rimane incredibile, ragazzi. Match rivalità. E però Jericho vuole rimanere con il Comendone. Rivalità incredibile a Raw. Bravo, Kume, dai, lasciamo sfogare un po' Jericho. E intanto Tori è là che si sta ammirando il suo Comendone. Attenzione, è entrato il Comendone. Grandissimi. Incredibile, ragazzi, affiatati Jericho e Veneziano, incredibile. Mi sembra strano però. Proviamoci. Chiaramente è impossibile. Contromossa su Triple H. Bravo. No. Vai Kume. Pam! Testata. Ma The Game si ribella. Merda, The Game si ribella. Attenzione, prova schienamento. Ma nel casino sono entrati tutti. Sono entrati tutti dentro Triple H. Aia, ancora The Game. Aia, già la mossa speciale. Spinebuster mondiale.
Attenzione, attenzione. Grande Jericho. Jericho l'aiuta, incredibile, incredibile. Cosa c'è sotto? Dai, come rialzati. Svegliati. Bravo Kume. Vai, vai Jericone. Vai Jericho, vai, 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 vai. Eccolo qua, vuole dimostrare di essere un grande nelle sottomissioni. Triple H entra. Bravo. Attenzione. Scioccante Goldberg. 2 e 3. Pazzesco Jericho. Pazzesco. Comenda Jericho. Vincono per schieramento. Grandissimi. It's incredible. Goldberg si è fatto veramente sorprendere in maniera indecente. Incredibile ragazzi, Jericho festeggia con Veneziano, forse ha capito. Anche Tori festeggia, attenzione, un ribaltamento di tutto. Forse la rivalità è finita e Jericho ha capito che Veneziano è un grande lottatore. Ragazzi, la rivalità non è finita, anzi è stata tutta una beffa al tag team con manager di settimana scorsa a Raw. Adesso ragazzi c'è un handicap match deciso proprio da Jericho che poteva decidere con che lottatore andare contro il Commendone. Ha scelto proprio Brock Lesnar, che il Commendone ha battuto dopo l'infortunio 2 mesi fa. Pazzesco. Adesso handicap match per Veneziano, Brock Lesnar, Jericho vs Commendone. La faida continua, ma vergognoso Jericho, ha voltato le spalle, ha fatto il triplo gioco Jericho. Triplo gioco di Jericho. E manca una settimana a No Way Out. Veramente non me l'aspettavo da Jericho una cosa del genere. Addirittura ha fatto il triplo gioco e si è alleato a Brock Lesnar per un handicap match pesante. Sarà durissima, sarà durissima. Ecco il Brock ragazzi. Si comincia il Kume, parte con una finisher proprio perché è l'handicap match. Aia. Attenzione Jericho subito. Servirà poco questa finisher, comunque sono 2 contropesi massimi. E Jericho scatenato. Y2J sì, carichissimo. Troppo presto, Fio. Jericho è partito subito alla grande purtroppo. Contromossa. Vai Kume, vai Kume. Ancora contromossa. Jericho perfetto in questo inizio di match. Contromossa Kume indiana. Bravo Kume. Contromossa ancora e vaffanculo. Attenzione, F5, sfruttiamo questa cosa, sfruttiamola. E il Kume ha sfruttato questa cosa, mi sembra possibile di portare già a casa la vittoria. 1, 2, niente, 0-1 il conteggio. Però non abbiamo sfruttato. Sharpshooter, no, scusate, non è sharpshooter, è vaffanculo shooter. Dai. Dai che Jericho è già in difficoltà, però sarà durissimo questo handicap, non deve dare il cambio al Brock. Eccola là, appena detto. Adesso c'è il Brock ragazzi in questo handicap match vergognoso.
Vai, Olympic Kume. Bravo Kume, attenzione al Brock. Ecco, queste sono le mosse incredibili del Brock a Fioi. Attenzione al Brock, vuole spaccare il braccio del Kumendone. Aia, che male. Attenzione il Brock, dà subito il cambio a Jericho. Jericho che vuole finire il Kumendone. Dai Jericone. Attenzione ancora, Y2J, Madonna. Aia. Il Kumendone in grossa difficoltà. Troppo tardi, troppo tardi. Aia. E il Brock c'è, ragazzi. Purtroppo si può fare poco con... in un handicap match. È durissima. Veramente colpo gobbo di Jericho stavolta in questa rivalità. Guarda il Brock cosa fa. Guarda il Brock cosa fa. Non riesco neanche a uscire dal ring, ragazzi. Sì. Vai come muoviti. Cosa tocca male la determinazione. Sono già rosso. Il Kumendone non ce la fa, il Kumendone non ce la fa. Troppo tardi. La furia di Brock è devastante. Occhio, occhio, attenzione Brock. Il Brock. Dai, 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 dai. Mossa speciale di Brock, è finita, è finita, è finita. Purtroppo è finita. Aia. Mossa finale per Lesnar. Anzi, è finita prima forse. No, il Kumendone si salva, non so neanche come. Attenzione, E5, E5. Il Kumendone è veramente finito. Finita, ragazzi. Un handicap match vergognoso. Lesnar e Jericho hanno distrutto letteralmente il veneziano. E si va a No Way Out con la consapevolezza che Jericho vuole assolutamente spaccare il culo al veneziano. Chissà se sarà il pay per view, se ci sarà il primo pay per view kumendiano, ma Jericho e veneziano sono a pari merito adesso per numero di vittorie e sconfitte. Ma colpo gobbo veramente di Jericho, che veramente sembrava una rivalità ormai chiusa, e invece l'ha riaperta così nella maniera più beffarda e subdola. Ragazzi, e finalmente c'è il Kumendone nel pay per view a No Way Out. Match rivalità Kumenda veneziano. Chris Jericho, la resa dei conti. Poi ragazzi ci sarà per il Championship Dolph Ziggler e John Cena, anche questa è una resa dei conti penso finale. United States Champion Kofi Kingston, Dean Ambrose, e ragazzi per il World Heavyweight Championship un'altra contesa del Rio Hogan, quindi sarà un pay per view devastante con ben 3 match, ma il più importante chiaramente è quello del Kumendone veneziano a No Way Out, pay per view di Sky Sport Kumenda. Raga, un saluto dal Kumendone veneziano, ciao! Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano. Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano.